Ciao a tutti, il mio nome è Riccardo Carli, in arte Rick. Sono nativo di Castelfranco Veneto, ma lavoro qui a Cavaso nel Tomba con lo studio che abbiamo con il collettivo Sub 1775. Compass è il mio primo album da solista ufficialmente pubblicato. È un lavoro a cui io tengo moltissimo perché è una sperimentazione che mi ha portato veramente dentro di me e allo stesso tempo vedevo che attorno a me stavano accadendo delle cose importanti, insomma, c'è stata una frenesia sociale da novembre che ho cominciato a comporre in questo stile e poi è sfociata in questa pandemia mondiale, globale. Associare queste percezioni trasformate poi in musica, in album e vedere a livello sociale che era nato un virus dalla Cina in quel periodo di composizione, cioè dicembre, novembre, mi ha stupito, mi ha fatto anche un po' sorridere. Tant'è che poi ho voluto confezionare alcune registrazioni messe in una scaletta e mi ha proprio fatto dire questo è una direzione, qui c'è tutto un percorso, tant'è che l'ho voluto chiamare Compass. Il concetto di improvvisazione è un momento su momento, un momento di ascolto e un momento di dialogo, fatti fluire in un contempo. Le parti ritmiche di Compass sono gestite da un'applicazione quasi autogenerativa. Vuol dire che impostando l'algoritmo di riproduzione del campione posso farlo partire e lasciarlo muovere da solo. Si può arrangiare a autogenerarsi. Questi beat sono difficili anche proprio all'ascolto, al primo ascolto sono difficili. Sono difficili anche nel poter suonare sopra, cioè riuscire a star vicino a questi beat. Anzi, porta a una apertura di visione, di ottica non sono più rigido in uno schema ritmico, che so che ha un inizio e una fine, ma so che il mio ascolto deve stare momento su momento per fluire con questa autogenerazione ritmica, se vogliamo, applicativa, di applicazione matematica, logaritmica che ha. I prossimi lavori sono invece improntati sul suono acustico, sulle voci, su temi jazzistici per bambini, cioè quello che ho interpretato dalle storie per bambini che racconto a mia figlia di notte, di sera, e hanno un ritmo jazz per me. Ci sono alcune storie che mi sono ritornate in musica. Il fare musica qui in questi territori mi ha dato una bella familiarità. Ci si trova magari nel localino della Pedemontana, del Lungopiave e c'è comunque fermento, c'è comunque che siamo vivi, ma
nelle nostre abitazioni un po' di sera, al freddo. Questa per me è la pedemontana, questo per me è la localizzazione che abbiamo. È energeticamente forte, un po' più alta rispetto al livello del mare che posso avere in Castelfranco. Ecco, si respira un po' di aria di più e quindi anche nel comporre musica passa più aria nella testa. Sì, anche la techno si sente un po' meglio. Vi ringrazio per l'attenzione, il mio nome è Riccardo Carli, in arte Rick. Mi potete trovare su Spotify o sui social, insomma su internet, fate un po' una ricerca. E mi trovate anche qui in studio a Cavaso del Tomba, se avete piacere di condividere o di qualche lavoro di musica, di composizione. Grazie.